La parola povera era una tra le più ricorrenti, talmente ricorrente da essere privata della sua potenza. Un sacco vuoto e informe. Mi ritrovavo in gruppi in cui si levavano alti lai alla povertà. La povertà era di moda, anzi di più, era ambita. Era un topos, un brand. Io è meglio che non guardi il conto corrente. Io non ho €1, io non vado in vacanza, io e le tasse, io e le spese di ristrutturazione della facciata del palazzo. Una gara a chi stava peggio. Perché, mi chiedevo? All'inizio ribattevo, io ho davvero €200 sul conto, io davvero non posso permettermi di andare in vacanza, io davvero non vado dal dentista, io davvero ho perso tutto. Li vedevo annuire compiti, partecipi. Certo, capisco, dicevano. È stato dimostrato che il trasloco è l'esperienza più stressante e traumatizzante dopo il lutto e la perdita di una persona cara. Anzi, è a suo modo un lutto, dicevano. Io però avevo ancora voglia di parlare, di spiegare. Ma io ho perso tutto, dicevo. Ho affrontato un lutto e un trasloco insieme. La mia famiglia è finita, tutto il mio sangue è sottoterra. Forse sta nutrendo le mie radici o forse sta marciando e basta. Non è che non volessero capire, semplicemente era complicato privarsi di una narrazione che li metteva al sicuro dall'essere incasellati nella categoria del privilegio. Gaia Cenciarelli ha letto un brano tratto dal suo ultimo romanzo, Il rivoluzionario e la maestra. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Due storie lontane nello spazio e nel tempo scorrono all'interno di questo libro e si intrecciano, non soltanto nel titolo. Una si svolge a Roma e inizia una decina di anni fa con un lutto e un trasloco. La protagonista perde suo padre e con lui la casa di famiglia in cui è cresciuta al centro di Roma. L'altra inizia a Montevideo, in Uruguay, dove nel 1972 Adolfo Vázquez Malaniz, 26enne militante del Movimento di Liberazione Nazionale dei Tupamaros, viene arrestato. Con lui anche sua moglie Sonia, che ha la stessa età. Il romanzo racconta le vicende di queste due lontanissime eppure simili battaglie, quella del rivoluzionario e della maestra romana, lui imprigionato per 12 anni in diverse prigioni sotterranee, i calabozos, interrogato, torturato, lei precipitata in una povertà che la spinge sempre più ai margini della città, dentro soluzioni abitative sempre più precarie. Due battaglie per sopravvivere e per continuare a trovare senso e bellezza quando la vita sembra non darne davvero più. Gaia, come scrivi tu stessa alla fine del libro, la storia di Adolfo entra nella tua vita e scombina i tuoi piani. Stavi scrivendo un altro romanzo e lo lasci lì. Ci racconti come è arrivata e che cosa ti ha profondamente attirata e legata a questa storia? Sì, io dovevo scrivere un altro romanzo, avevo già contrattualizzato la seconda parte di A scuola non si muore, sempre per Marsilio, e una sera le storie poi ti raggiungono quando non te l'aspetti. Dopo il cinema ero andata con una mia amica a prendere un aperitivo e questa mia amica è dottoressa in studi latinoamericani e ha cominciato a raccontarmi la storia di Adolfo Vázquez e di Sonia Mosquera. Mi ha raccontato proprio con dovizia di particolari la vita, gli ultimi 12 anni di quest'uomo interrato in dei calabozos, queste prigioni sotterranee in cui non si poteva stare né completamente retti né completamente distesi, e mi ha raccontato che negli ultimi momenti della sua esistenza Adolfo Vázquez purtroppo muore per una malattia probabilmente provocata dalle continue torture subite in carcere. Ecco, anche negli ultimi momenti Adolfo Vázquez sceglie di fare la rivoluzione e di fare lo sciopero della fame per liberare tutti i suoi compagni ancora detenuti. Io, che cos'è che ha risuonato in me? Ha risuonato in me semplicemente il messaggio di speranza, di bellezza e di forza
che la vita di un uomo simile a me, un essere umano simile a me, è riuscito a mandarmi, anche se lontano nel tempo e nello spazio. La forza di rimanere con la schiena dritta, la forza di fare la rivoluzione anche in un ambito diverso, declinata in modo diverso. Per me è stata una folgorazione e soprattutto ho pensato che la letteratura abbia anche il compito di raccontare, di dare voce a chi non ce l'ha più, a chi meriterebbe di averla. Dicevamo che sia il rivoluzionario sia la maestra si ritrovano a resistere per sopravvivere. Volevo iniziare dalla maestra, che è proprio da dove hai iniziato anche tu leggendoci quel brano. Maestra la cui vicenda personale umana mette in luce qualcosa che facciamo fatica e forse invece non vogliamo proprio vedere. La povertà quando non ha la faccia della povertà che ci aspettiamo, perché riguarda persone che ci assomigliano per culture, esperienze, gusti e che tendiamo a minimizzare, come hai letto, con battute come quelle che fanno gli amici della maestra. Sì, esatto, io ho voluto parlare proprio di questo tema che mi sembra non sia molto affrontato nella nostra narrativa, nella letteratura, almeno quella italiana, non troppo, non in maniera così dettagliata, perché si ha sempre un po' di pudore, no? Di dire che una persona che ci somiglia per estrazione sociale, per interessi, per preparazione culturale, si ha sempre un po' di pudore a dire che quella persona può cadere nella povertà. E invece uno dei miei intenti era quello di rappresentare il progressivo impoverimento della classe media, una classe media che ha studiato, si è preparata, ha vissuto una vita, normalmente protetta, ma che di fronte a un imprevisto rischia di cadere nell'abisso della povertà. Una povertà, come dicevi giustamente tu, che non è né riconosciuta né accettata, forse perché le persone che ne sentono parlare, almeno nel caso della maestra, sono spaventate, no? Forse attuano un grande rimosso nei confronti di questa persona che sta confessando a chiare lettere che non riesce a sopravvivere perché non ha più soldi. E anche il fatto di utilizzare questa parola in modo così disinvolto, così ricorrente, è un modo per depotenziare la gravità di questa condizione. Ed è un modo per approfondire anche la solitudine che le persone come la maestra provano e invece vorrebbero sentirsi capite, spererebbero di sentirsi capite. Ne parla proprio perché ha idea che con questi interlocutori progressisti, attivi e impegnati nelle battaglie per i diritti civili e nel sociale, spera appunto di essere capita da loro, ma questo non avviene e questo evidentemente la fa sprofondare in un abisso di solitudine ancora più nera. Parlando di solitudine, la lunghissima esperienza di prigionia di Adolfo è un'esperienza per lo più solitaria. Sono molto rari i momenti in cui è in contatto con i suoi compagni di lotta che come lui sono stati arrestati. Diversa è invece l'esperienza di Sonia, sua moglie, che trascorre il tempo della prigionia in una grande cella, forse anche troppo affollata, di donne che diventano una specie di corpo unico che non sempre è armonico, ma è comunque qualcosa che è forte e oppone una resistenza proprio fisica e psicologica alle violenze dei carcerieri e ai loro stupri, perché è questo che fanno. Per cui abbiamo la maestra e Adolfo che combattono da soli, Sonia che sola invece non lo è. Come cambiano le cose queste presenze e assenze? Sì, il destino di Adolfo e di Sonia, pur essendo simile perché sono stati entrambi rapiti e ostaggi della dittatura militare uruguaiana, è diverso perché Adolfo viene appunto interrato e isolato come gli altri 8 del comitato direttivo dei Tupamaros. Anche i carcerieri hanno la consegna del silenzio, non possono rivolgere la parola ad Adolfo né agli altri 8. Sonia invece subisce un destino che è esattamente l'opposto, perché lei viene rinchiusa in questi stanzoni stipati di altre detenute, quindi non c'è privacy, non c'è uno spazio personale
anche di così per elaborare il dolore, per elaborare i pensieri, la nostalgia. Io credo che sia in un caso che nell'altro entrambi fanno molta forza su se stessi. È il momento in cui l'essere umano sboccia in tutta la sua potenza, non nelle loro potenzialità, ma proprio nella loro potenza, perché non hanno nessuno realmente a cui aggrapparsi, anche se Sonia apparentemente è in compagnia, in realtà è sola anche lei. Io credo che sia proprio questo il momento in cui loro dimostrano di essere degli esseri umani che credono in una rivoluzione, in un messaggio universale in realtà, perché le storie di Adolfo e di Sonia e della maestra sono storie paradigmatiche, sono personaggi che rappresentano ciascuno di noi in un certo periodo della nostra vita. Tutti noi ci siamo sentiti persi, ci siamo sentiti sconfitti, ci siamo sentiti magari prigionieri di qualcosa da cui non riuscivamo ad evadere. Il messaggio però è proprio questo, la forza dell'essere umano, il rinnegare le guerre e la speranza e la bellezza che c'è negli esseri umani e nel guardare dentro se stessi e nell'evolversi, nell'andare avanti e nel tenere la schiena dritta. Lo spazio, gli spazi sono molto importanti in questa storia. Lo spazio piccolo, sporco e senza luce in cui è costretto Adolfo e lo spazio che continua a cambiare intorno alla maestra, le sue case precarie, i suoi traslochi. Tutti e due cercano di fare un po' casa di questi spazi. Che cos'è casa in questa storia? Casa innanzitutto è una delle parole chiave di questo romanzo. Casa è l'identità, è un simbolo, ma non solo un simbolo, è un luogo fortemente identitario. Tanto identitario è per la maestra che cerca sempre di mettere radici e non ci riesce, non per sua volontà, tanto è identitario per Adolfo che tenta di fare casa in questi calabosos portandosi dietro, perché lui viene ciclicamente prelevato da un calaboso, portato in un'altra prigione, e anche in questo caso lui non sa mai se va a stare in un'altra prigione o se verrà giustiziato. Ecco, in tutti questi suoi trasferimenti lui si porta dietro un sacco di tela grezza, un cucchiaino, la gavetta. Questi oggetti sono per Adolfo la continuità di una radice che cerca di mettere pur essendo in una condizione forse addirittura contraria, opposta all'umano, a quello che un essere umano può sopportare. La stessa cosa fa la maestra. La maestra ha pochi oggetti che si porta dietro, che può portarsi dietro. Quelli sono la sua casa, su quelli ricostruisce la sua identità ogni volta che deve cambiare il posto in cui vive. Casa è anche un grande problema, è una grande ferita di quasi tutte le nostre città ormai, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, perché nelle città si tende appunto a respingere i residenti sempre più ai margini, se non addirittura a cacciarli e a mandarli altrove, perché è impossibile permettersi una soluzione abitativa decorosa. Quindi la casa è identità, casa è anche politica. Nonostante la violenza, le torture, il degrado e poi la malattia che porterà alla morte Adolfo, lui non smette mai di guardare il futuro, anche quando sa che in quel futuro lui non ci sarà più. La maestra invece fa fatica, si avvita. Ciò che li distingue, almeno per gran parte della storia, è avere o no qualcosa in cui credere. È questo secondo te che fa la differenza nel loro modo di affrontare la vita e le difficoltà? Credo di sì, credo che sia una componente fondamentale, perché poi a un certo punto la maestra, che aveva comprato un libro che raccontava la storia di Adolfo a un mercatino dell'usato, dove era andata per vendere tutti i suoi oggetti più preziosi per andare avanti, non aveva più soldi per andare avanti, ecco, è proprio quello il momento in cui compra questo libro che racconta la storia di Adolfo, e quando ritrova il libro che racconta l'esperienza tragica ma anche straordinaria di Adolfo, è lì che trova il motivo per andare avanti.
è lì che ritorna a credere, torna ad aggrapparsi a questo esempio luminosissimo di umanità per restare in piedi, e capisce che l'esperienza di Adolfo è un'esperienza profondamente umana che la riguarda, perché riguarda tutti gli esseri umani, il fatto di non solo sopravvivere ma di vivere, ed è un grande messaggio di bellezza e di speranza quello che arriva alla maestra dalla lettura di queste memorie. Ed è anche questo che la contraddistinguerà poi nel suo saltabeccare purtroppo da una casa all'altra, la contraddistinguerà nell'atteggiamento. La maestra cambierà postura e comincerà a nutrire dentro di sé, a coltivare una speranza ma anche un sorriso nei confronti del futuro, cosa che prima faticava veramente ad avere. Ecco, quando succede questo tu lo racconti con delle pagine molto belle verso la fine del romanzo, le pagine in cui la maestra si interroga sul perché l'incontro con la storia di Adolfo la riguardi. E dice lei, scrivi tu, che andare incontro o contro il destino è sempre una scelta. A me ha colpito questa distinzione tra andare incontro e contro. Mi sono chiesta se fosse più facile fare l'una o l'altra cosa e volevo chiedere a te. Beh, dipende dal contesto. Io credo che in questo caso la maestra, da un certo punto di vista, dovesse andare incontro al proprio destino e dovesse abbracciarlo, perché in quel momento non aveva altro da fare. Nel momento in cui si è resa conto che il destino può essere anche affrontato però con la forza e il sorriso e la speranza, che non tutto sia sempre così letale per lei, ma anche per il suo atteggiamento, la sua postura nel mondo, allora forse quello è il momento per andare contro un destino che ci si è prefigurati nella testa. È tutto molto complicato, però io credo che nel vivere noi lo facciamo continuamente, questa è un'azione che noi facciamo continuamente, forse non ce ne rendiamo conto. Nel momento in cui ci ragioniamo sopra, ci accorgiamo che ciascuno di noi a volte in egual misura abbraccia il proprio destino e va contro il proprio destino. Abbiamo dato voce a Il rivoluzionario e la maestra di Gaia Cenciarelli, Marsilio editore. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Simone Pieranni. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.